Proseguono serrate le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo per capire come sia morta Serena Fasan, la farmacista di 37 anni trovata priva di vita all'interno di questo appartamento al piano terra di via Ponchini a Castelfranco Veneto. A trovare il corpo è stato il compagno della donna, Matteo Piva, ieri nel tardo pomeriggio, allarmato perché non rispondeva al telefono. Appena entrato in casa ha trovato la 37enne riversa a terra in corridoio. Nella cameretta dormiva il figlioletto della coppia, di 2 anni. Inutile l'allarme al 118 lanciato dal compagno. Medico e infermieri del SUEM non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Una morte che lascia sgomenti. Guardi, veramente sono distrutto. Io stanotte non ho dormito un minuto. Era una persona buonissima, aiutava tutti chi che aveva bisogno. Le voleva tanto bene al suo bambino e anche al suo marito. E nella notte al dramma si è aggiunto un altro dramma perché è stato rinvenuto il cadavere dello zio della donna di 55 anni, Simone Fasan, morto suicida dopo essersi lanciato dal ponte sul torrente Astego a Pieve del Grappa. Forse una tragica coincidenza, forse l'uomo non ha sopportato la morte della nipote, di certo da tempo soffriva di alcune fragilità. Le indagini dovranno chiarire anche gli aspetti di questa vicenda e capire se ci sono correlazioni. L'attenzione degli inquirenti fin dal primo momento si è concentrata sullo stato dell'appartamento, dove però non sono emersi segni di effrazione nella porta o nelle finestre. Si esclude in questo modo l'ipotesi della rapina finita male. Si è propensi a pensare che il decesso possa essere stato causato da un malore, ma per i carabinieri per ora ogni ipotesi è aperta. Al momento sul corpo della donna non sono stati riscontrati segni che possano far pensare ad una morte violenta, ma ora sarà fondamentale l'esito dell'autopsia. Indagine a questo punto indispensabile per chiarire le cause del decesso della povera mamma, molto nota in città anche per il suo lavoro di farmacista alla Fonte della Salute, dove a ricordarla è il suo titolare. Io l'unica cosa che sto facendo con i miei colleghi è di superare questo dolore e di cercare di ricordarla e di renderle onore per quello che lei è stata.